Buon pomeriggio e benvenuti al TG di Vigliolina. Prosegue l'informazione in diretta con una nuova edizione. Ecco i titoli delle principali notizie. In Baronia la beffa di una rete colabrodo per i cittadini, acqua razionata per gli agricoltori, fango nelle condotte, un'altra estate di emergenza. E dopo le proteste del mondo delle campagne arriva quella dei cittadini e dei sindaci. In Baronia un'altra estate di razionamenti idrici. Sentiamo il servizio di Graziano Can. Manca molto spesso, non solo di notte ma anche di giorno, e poi dal punto di vista la qualità dell'acqua, la qualità dell'acqua è pessima. Qui ci fanno pagare l'acqua come potabile, ma potabile non è. Io l'ho fatta a mio tempo anche analizzare presso un laboratorio analisi di Nuoro ed è venuto fuori un macello. Prima a Galtellì le proteste di servicoltori, allevatori e agricoltori, dalle condotte fango invece d'acqua, adesso quelle dei cittadini e degli operatori economici di Orosei. In paese, come in altri centri della Baronia, acqua razionata, ma in alcuni quartieri si va avanti solo grazie alle cisterne. Senza cisterna è difficile, e anche quelli che hanno la cisterna. Lei la beve l'acqua del rubinetto? No, assolutamente, io la uso soltanto per lavarci, per lavare i piatti, per le pulizie e basta, neanche per i piatti bisognerebbe usarla. Come fate ad andare avanti in questa attività con il problema dell'acqua? Abbiamo dovuto mettere una cisterna con l'autoclave perché ogni sera alle 7 puntuale manca l'acqua, già da 3 anni. La qualità dell'acqua com'è? È abbastanza scarsa. Assolutamente, l'acqua si può usare solo per le pulizie. Però Sindaco, noi torniamo periodicamente qua, pensavamo che fosse ormai risolto questo problema, non dovevate avere una nuova condotta? Veramente non abbiamo capito ancora questa condotta quando dovrà essere realizzata. Il lavoro è iniziato, però ad oggi non abbiamo nessun tipo di certezza, ne stiamo parlando da 2 anni. Niente condotta, il problema è che sta arrivando la stagione estiva, stanno arrivando i turisti, non solo i turisti residenti, che qui continuiamo ad approvvigionare le famiglie con le cisterne, soprattutto pagandocele noi come comune.